Tanti incidenti sulle montagne bellunesi poco innevate, tanti gli sciatori caduti in pista, ma anche gli escursionisti devono mettere in conto la pericolosità del terreno. Il più tragico è quello sul Monte San Mauro nel Feltrino, dove ha perso la vita Giacomo Guzzo, il sessantenne segretario della Camera di Commercio, che era un vero esperto delle sue montagne. Ma l'esperienza non sempre basta. Non sempre l'esperienza anche dei più bravi alpinisti serve per far sì che non ci siano gli incidenti, però non voglio dire che la montagna è assassina. La montagna può essere pericolosa come tante altre cose. D'inverno la montagna può essere anche più pericolosa, nascondere insidie. L'insidia è nascosta sotto l'erba secca, cioè è nascosta, la neve è visibile, invece il ghiaccio spesso e volentieri quando non c'è neve non è visibile. In inverno si moltiplicano i pericoli, il ghiaccio, la neve, il terreno appunto rigido fa sì che sia molto più difficile. Soccorsi resi difficili ed estremamente pericolosi dal forte vento. Il vento ci ha molto ostacolato, soprattutto con l'elicottero, era quasi impossibile avvicinarsi per sbarcare i nostri soccorritori e anche il recupero poi di conseguenza è stato ugualmente difficile. Noi in gergo lo chiamiamo un po' ballare, perché il vento, proprio le raffiche facevano ballare particolarmente forte l'elicottero. E è stato costretto per questo motivo a non sbarcarci in overing, ci ha calato con il verricello, prima il tecnico di bordo del soccorso alpino, poi io come stazione di Feltre, siamo stati calati con 2 verricellate da 50 metri con il materiale che era necessario per fare tutto il soccorso.